6 vittime, 410 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, seconda in Italia per incidenza dopo la provincia di Bolzano. Per l'OMS siamo nella quarta ondata Covid, dalla prossima settimana più vaccini per la terza dose. Il titolare non registra gli ospiti e il bed and breakfast diventa la base di 3 malviventi, autori di una rapina in villa con sequestro di persona, chiusa la struttura per 90 giorni. Si va a definire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Andrà direttamente ai comuni la maggior parte dei fondi, 900.000 euro su 1.300.000 destinati alla Regione, l'annuncio dell'assessore Zilli. La tradizione della caccia alla volpe nella versione rispettosa degli animali rivivrà domenica a Montegnacco di Cassacco. Non ci saranno fucili, nemmeno una vera volpe da inseguire, solo cavalieri, cavalli e segugi. L'Udinese, assieme al Genoa, è la squadra che da più tempo attende la vittoria in Serie A, 8 turni senza i 3 punti per i bianconeri che domenica alle 15 ospitano il Sassuolo. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Sono 13 le regioni e province autonome e tra queste c'è il Friuli Venezia Giulia che questa settimana registrano un'incidenza di casi Covid sopra la soglia critica di allerta fissata a 50 casi ogni 100.000 abitanti, una soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire ad eseguire il tracciamento dei casi. I valori maggiori si registrano nella provincia autonoma di Bolzano con 189 casi per 100.000 abitanti e in Friuli Venezia Giulia dove il valore dell'incidenza ha raggiunto 139,6 casi ogni 100.000 abitanti appunto. I valori più bassi invece in Molise 11,1 e Sardegna 14,8. I valori si ricavano dall'ultimo monitoraggio settimanale della cabina di regia. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'EMA lanciano l'allarme. Siamo già nella quarta ondata della pandemia e l'epicentro torna ad essere l'Europa. 6 le persone che sono decedute con Covid oggi in regione, un 98enne, un 83enne di Trieste, un 89enne di Muggia, un 96enne di Pordenone, un 67enne di Gorizia e un 94enne di Ronchi dei Legionari. Sono 410 nuovi casi da quasi 6.700 tamponi molecolari e oltre 19.100 test rapidi, 20 casi tra i dipendenti delle aziende sanitarie. Stabili sono i pazienti in terapia intensiva, 16 in aumento invece a 108 quelli in altri reparti. In isolamento ci sono quasi 2.700 persone, 19 gli ospiti contagiati nelle case di riposo, 2 casi registrati tra gli operatori delle stesse. Dalla prossima settimana si amplia la disponibilità di vaccini anti-Covid per la terza dose. In base alla decisione del Comitato Tecnico Scientifico dell'Agenzia Italiana del Farmaco, oltre a Pfizer potrà essere usato anche per la dose booster il vaccino Moderna. Da lunedì chi si è vaccinato con Moderna potrà quindi completare il ciclo con il booster dello stesso vaccino. Inoltre entro la prossima settimana la terza dose sarà disponibile anche per i cittadini dai 18 ai 59 anni che hanno ricevuto il vaccino Johnson & Johnson. Sta lentamente rientrando l'emergenza legata al trasporto pubblico locale, più volte riorganizzata in base alla carenza di autisti che oltre a essere strutturale è determinata dal fatto che alcuni non hanno il Green Pass, lo comunica l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti. Novax e no Green Pass, malattie in generale, stanno continuando a causare problematiche per i trasporti pubblici, soprattutto per quanto riguarda gli studenti. A evidenziare la situazione e le difficoltà a riorganizzare il servizio è l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti. Tutto il problema del Green Pass eccetera ci portano ad avere un numero, per esempio in provincia di Udine inizialmente erano 64 autisti in meno, che non sono pochi, vuol dire non una corsa, vuol dire 64
autisti che fanno minimo 3-4 corse al giorno, per cui vuol dire moltiplicare per 3-4 volte la cifra, e sono numeri importanti. Mi dicono che stanno diminuendo, cioè pian pianino sta rientrando, però ci vuole ancora un po' di pazienza, un po' di tempo e dovremo arrivare alla tranquillità. Ecco, quindi la Regione qui che cosa può fare? Organizzare, No, ma chiedere il problema interventi? è strano, ma è così. Non è tanto dell'organizzazione che abbiamo fatto, abbiamo rimesso, abbiamo tentato di mantenere nelle aree, come le chiamano, calde, tutti gli autisti, i mezzi necessari, cioè dalle 7 di mattina alle 8:30, da mezzogiorno all'1:30 e dalle 5 alle 7. Il problema è che non ci sono autisti. Non ci sono autisti sul mercato, cioè nel momento in cui mancano gli autisti non è che vado a trovare un altro che ha la patente adeguata per poter portare poi i mezzi. Per cui bisogna solo riorganizzare continuamente sperando che ritorni alla normalità. Ci sono i primi indagati per il blocco del porto di Trieste e, sempre nel capoluogo giuliano, domani è in programma la manifestazione regionale No Green Pass. Da questura, comune e prefettura sono arrivate rigide indicazioni a cui gli organizzatori dovranno attenersi. Ci sono 4 persone iscritte nel registro degli indagati per il blocco del varco 4 del porto di Trieste del 18 ottobre, con varie accuse, tra cui interruzione di pubblico servizio e resistenza pubblico ufficiale. Lo rende noto la Procura di Trieste, che ha ricevuto un'informativa della Digos e ora sta procedendo alle verifiche del caso. È un'inchiesta che stiamo svolgendo senza animosità, non ha senso irrigidire gli animi in questo momento, ha detto all'Ansa il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo. Domani, intanto, dalle 15 Trieste ospiterà l'ennesimo corteo No Green Pass, questa volta su base regionale, con partenza e arrivo da Piazza Libertà e percorso in centro, evitando punti sensibili e interdetti come Piazza Unità. La questura ha considerato non accoglibile la richiesta degli organizzatori, che volevano iniziare alle 15 e concludere la manifestazione alle 21, limitando il tutto alle 18. Come da provvedimento comunale, sempre gli organizzatori dovranno allestire un servizio di sicurezza che inviti i partecipanti a indossare mascherine e mantenere il distanziamento. Nel caso in cui le prescrizioni non dovessero essere rispettate, scatteranno sanzioni ai singoli, se identificati dalla Digos anche in un secondo momento, o agli organizzatori, i quali sui canali social si appellano alla responsabilità e al buonsenso dei singoli, pur specificando che da parte del coordinamento No Green Pass Trieste non c'è nessuna volontà di organizzare il servizio d'ordine, almeno a parole. È stato chiuso per 90 giorni dal questore di Pordenone un bed and breakfast che non aveva registrato gli ospiti, era di fatto diventato la base logistica operativa di 3 malviventi che sono stati autori poi di una rapina in villa con sequestro di persona. Bed and breakfast chiuso per 90 giorni dalla polizia di Pordenone ha ospitato, senza registrarli, dei delinquenti responsabili di una rapina in villa, sottraendoli di fatto alle ricerche delle forze dell'ordine. L'episodio in questione risale all'8 febbraio scorso, quando è stata commessa una rapina ai danni di una famiglia di noti imprenditori del capoluogo, nel corso della quale la vittima, una signora di 70 anni, era stata legata e imbavagliata da uomini incappucciati. Le indagini hanno portato il 14 settembre all'individuazione di 3 persone arrestate dagli agenti della questura di Pordenone, ritenute responsabili della rapina e del sequestro. Sono quindi emersi elementi che attestano il coinvolgimento del bed and breakfast Casa Maestra nel favoreggiamento dei rapinatori stessi. Questa mattina gli agenti della questura di Pordenone hanno eseguito il provvedimento emesso dal questore Marco Dorisio, che impone la chiusura alla struttura per 3 mesi. Nei giorni precedenti all'assalto, alcuni dei rapinatori avevano alloggiato nel B&B dopo aver effettuato numerosi sopralluoghi alla villa per pianificare il colpo. Il titolare della struttura aveva omesso di registrare e identificare gli ospiti. Con la copertura del proprietario, il bed and breakfast è diventato di fatto la base logistico-operativa dei rapinatori. Le indagini erano partite la sera dell'8 febbraio, quando, verso le 19:15, la figlia di un noto imprenditore locale, non sentendo la madre risponderle al telefono, era andata a casa dei genitori, sorprendendo i malviventi. Alla vista della donna, i ladri si erano dati alla fuga. La vittima era stata brutalmente imbavagliata e legata con del nastro adesivo ai polsi all'interno del bagno, tanto da doverla ricoverare in ospedale.
La donna, attorno alle 19:15, aperta la porta che dà sul giardino per portare fuori il cane, era stata affrontata da 2 uomini a volto coperto che l'avevano fatta rientrare in casa, legandola e incominciando a rovistare nelle varie stanze dopo averle sottratto un collier e un anello che indossava. Implicati nella rapina, un 78enne originario della Sardegna, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, che ha organizzato il colpo su commissione, assieme ad un 50enne originario di Tiene, residente a Cordenons, ed un 37enne pordenonese che ha avuto un ruolo materiale come esecutore della rapina. In una casa di Udine sono stati rubati a una pensionata oltre 40.000 euro tra oro e denaro in contanti, un colpo che i ladri hanno messo a segno entrando nella camera da letto della pensionata mentre la stessa era in casa e si è accorta del furto solo più tardi avvertendo dei rumori sospetti. Indagano i carabinieri di Udine Est e della radiomobile. Controlli antidroga della polizia locale nelle scuole di Gemona, sono stati monitorati 1.500 alunni, l'operazione è svolta con una unità cinofila ha portato alla denuncia di 2 minorenni per detenzione di sostanza stupefacente. Tra il liceo scientifico Magrini, l'Isis da Ronco e lo IAL, il cane Conan ha fiutato droga nascosta. L'iniziativa, voluta dai dirigenti scolastici e dal comune, nasce dalle lamentele dei cittadini su situazioni di degrado urbano nel parco del Drago. 3 minorenni sono stati segnalati come assuntori e una maggiorenne denunciata invece per detenzione ai fini di spaccio di 120 pastiglie a base di benzodiazepine. Si va a definire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con 1,3 miliardi di euro destinati al Friuli Venezia Giulia, dei quali la maggior parte arriverà direttamente ai comuni. Ad annunciarlo è l'assessore alle finanze della Regione, ospite della trasmissione Screenshot, in onda dopo il nostro TG alle 19:45. Si stanno emettendo molti bandi in questi giorni, c'è un'indicazione di una macro somma di 1.300 milioni per la nostra regione, noi siamo attenti a comprendere bene come saranno allocati, la regione dovrebbe avere un ruolo un po' più incisivo nel rapporto con il governo per la regione nostra, ma tutte le regioni, per poter allocare al meglio queste risorse. Di fatto però le tempistiche che Roma sta dettando sono talmente strette che arriveranno le risorse senza possibilità di incidere molto sulla loro destinazione. I comuni hanno 900 milioni circa di risorse in questo momento. La Regione ha voluto affiancare ulteriormente l'attività difficile, visti i tempi che dovranno fare i comuni, prevedendo un fondo per la progettazione, un fondo di rotazione che ha una dotazione in questo momento di 5 milioni di euro, dove abbiamo previsto di aiutare i comuni a fare le progettualità per le opere che intendono realizzare. In questo modo la Regione anticipa le risorse e poi le otterrà in restituzione nel momento in cui il Comune sarà aggiudicatario del finanziamento da parte dello Stato, dell'Unione Europea o della Regione stessa. Crediamo che sia utile per accorciare i tempi tra l'idea progettuale e la posa della prima pietra. Domani a Palazzo Belgrado prenderà il via l'Assemblea degli Avvocati del Nord-Est. Il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine traccia un bilancio della situazione del Tribunale dopo 1 anno e mezzo di pandemia, sottolineando come nel settore penale si sia arrivati finalmente alla calendarizzazione delle udienze per evitare assembramenti. Prima della pandemia, spiega Massimo Zanetti, era prassi invece fissare anche 10 processi alla stessa ora con i disagi che questo comportava. Ci sono nuove prassi anche nei procedimenti di separazione e di divorzio consensuale, resta però il nodo dell'organico che per quanto riguarda i magistrati è sostanzialmente al completo, mentre per quanto riguarda il personale amministrativo vede carenze del 40%. Si guarda al PNRR che si spera possa risolvere anche il problema della sede della Procura della Repubblica e quello della volontaria giurisdizione e magari consenta di superare anche altre storture. Un esempio: durante la pandemia il personale delle cancellerie del Tribunale Civile di Udine e di altre realtà del Triveneto ha lavorato in smart working che ancora oggi viene utilizzato, come spiega la Presidente dell'Unione Triveneta degli Avvocati, la legale udinese Alessandra Stella, ma non avevano la possibilità di accedere al fascicolo telematico del processo civile e quindi non potevano procedere con i successivi adempimenti.
Produzione sospesa oggi alla Electrolux di Porcia per la mancanza di materie prime, in particolare schede elettroniche. Questo blocco si aggiunge allo stop previsto per il prossimo 8 novembre. A riferirlo sono le segreterie metalmeccaniche e le rappresentanze sindacali interne, che fanno anche sapere come la direzione aziendale abbia comunicato l'avvio di un periodo di cassa integrazione ordinaria per 3 settimane, dal 4 novembre fino al 26, determinata dalla possibilità di rallentamenti di produzione connessi alle previste difficoltà di reperimento delle materie prime, in particolare laminati d'acciaio e l'isocianato per le schiume isolanti. E ad appesantire il quadro ci sarebbero criticità nella gestione della logistica al porto di Trieste, anche a causa della mancanza di autotrasportatori. Cimolai, azienda leader nella progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio con sede a Pordenone, sta ultimando la realizzazione di 2 avveniristici ponti in Botswana e Perù per un valore complessivo di oltre 150 milioni di euro. In Africa sta completando il ponte sul fiume Okavango, lungo 1160 metri, largo 12,4 metri, con un'ampiezza massima di 200 metri nella campata centrale, un intero ponte che pesa oltre 4.500 tonnellate, che è stato realizzato e verniciato in 12 mesi nelle officine Cimolai di Roveredo in Piano e di Monfalcone, prima di essere spedito in Africa. In Perù è stato da poco ultimato il ponte sul fiume Nanay, che pesa circa 6.000 tonnellate ed è formato da 2 viadotti di accesso composti da 34 impalcati per 1.510 metri di lunghezza e 2 torri alte 80 metri. Sono oltre 70 le aziende che parteciperanno alla 16ª Fiera del Lavoro del Friuli Venezia Giulia, organizzata da ALIG per il 19 e 20 novembre prossimi, proponendo 490 posti di lavoro. Record di partecipazione all'evento, che vede collaborare l'associazione ALIG, l'Università di Udine e la Regione. Doppio appuntamento il 19 novembre con colloqui online e il 20 in presenza al Teatro Giovanni da Udine a partire alle 14 per la 16ª Fiera del Lavoro ALI, organizzata da ALIG, Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale. Quest'anno segna un record di aziende partecipanti, oltre 70 per 490 posti di lavoro. Sono aziende locali, aziende internazionali, tipo Bosch, e aziende più piccole, aziende più grandi, e tutte a caccia di talenti per un totale di 490 posti di lavoro. E quindi anche questo è un primato che ci teniamo a evidenziare. Per il successo dell'iniziativa è determinante la collaborazione tra la stessa ALIG con Regione e Università di Udine. L'università entra pienamente in quelle che sono le funzioni non solo di garantire una preparazione professionale, ma anche cercare di avvicinare i nostri laureati al mondo del lavoro. Naturalmente facendo questo offriamo anche opportunità anche ad altri, non solo ai nostri laureati. E l'altra cosa importante è il legame forte con il tessuto economico produttivo. Quelli che vengono presentati in ALIG sono sicuramente delle posizioni, dei profili medio-alti. Sono quei profili che le aziende in questo momento stanno ricercando con grande forza e grande determinazione. Quindi anche la Regione è presente all'iniziativa, è presente anche proprio proponendo lei stessa posizioni di lavoro che noi gestiamo come servizi pubblici per il lavoro. Se non ricordo male sono circa 32-35 quelli dei 400 quelli che noi proponiamo. Inaugurati a Udine 66 nuovi alloggi di housing sociale in via Biella, sono stati realizzati in legno e con tutti gli accorgimenti per il risparmio energetico e sono destinati a chi non può permettersi alloggi in locazione al prezzo di mercato e contemporaneamente non ha i requisiti per accedere ad un alloggio ATER. Si chiama Borg de Roe, comprende 46 nuovi alloggi, si trova in via Biella. La nuova struttura residenziale è realizzata dalla ICOP di Basigliano grazie al Fondo Housing Sociale. È una delle più importanti realizzazioni in Friuli in legno residenziale e quindi molto sostenibile dal punto di vista dell'impatto carbonico, unite al fatto che tiene presente la dimensione sociale dell'abitare, quindi con la presenza di uno spazio, questo alle nostre spalle, che è uno spazio comune destinato agli abitanti,
e in epoca post-Covid con una grande attenzione degli spazi esterni, sia delle case perché hanno tutti la terrazza o il loro giardinetto, sia degli spazi comuni verdi a disposizione di tutti. Con la consegna anche di un altro edificio di housing sociale in via Menegotti, sono complessivamente 66 nuovi appartamenti che, come evidenziato il vice sindaco di Udine Loris Michelini, per le caratteristiche di sostenibilità e a basso consumo energetico, chiudono virtuosamente il cerchio di una dimensione che da abitativa diventa sociale fino a creare dei veri e propri villaggi in città. Per l'assessore regionale Pizzimenti questo tipo di soluzione, prevedendo spazi condivisi, facilita l'inclusione e la coesione sociale, che sono sempre importanti, ma lo sono ancora di più in un momento difficile come quello in cui stiamo vivendo ora e che ha reso la solitudine una condizione reale per molti. L'obiettivo del fondo Fininte Investments è quello di rispondere a molteplici esigenze. L'obiettivo è quello proprio di realizzare investimenti di housing sociale, quindi che siano sostenibili e accessibili per la popolazione presente sul territorio. Per salvare la lingua friulana è indispensabile insegnarla a scuola dall'infanzia, dalla scuola dell'infanzia alla primaria. È il concetto espresso oggi alla terza conferenza regionale sulla lingua friulana. La terza conferenza regionale per la lingua friulana che si è svolta all'Auditorium Comelli di Udine ha espresso un concetto cardine. L'insegnamento a scuola è lo strumento fondamentale per salvare la lingua friulana e arrestare la progressiva riduzione del numero dei parlanti. La conferenza regionale è stata organizzata per ascoltare le istanze di tutti. Questa è anche l'occasione per presentare e discutere in modo più compiuto anche del piano generale di politica linguistica che è stato appena approvato dalla Giunta regionale con il via libera del Consiglio regionale, quindi della commissione competente, ma che è un piano che dovrà essere messo sul campo. Ci sono delle linee precise di indirizzo in cui si vuole andare, con anche le relative somme che devono essere spese per ogni sezione. La spesa complessiva vale circa 22 milioni di euro sul quinquennio, perché il piano generale di politica linguistica ha una copertura di 5 anni. Noi abbiamo approntato il piano di politica linguistica. Questo è lo strumento principale che dà le linee guida per poter dare una politica razionale per quello che riguarda appunto la lingua friulana. L'attività dell'ARLEF riguarda anche la scuola e soprattutto il mondo dell'infanzia. È una delle prime volte nel quale tutti i soggetti stanno remando dalla stessa parte, Giunta regionale, Consiglio, operatori, mondo della formazione, mondo dell'informazione, cultori della materia, associazionismo. Credo che questa sinergia tra tutti abbia in qualche modo sancito il fatto che la lingua friulana è un elemento fondamentale della nostra specialità. Domenica Montegnaco di Cassacco rivivrà la tradizione della caccia alla volpe, ma nella versione rispettosa degli animali. La tradizione della caccia alla volpe, nella versione rispettosa degli animali, rivivrà domenica prossima a Montegnaco di Cassacco. Non ci saranno fucili a sparare e nemmeno una vera volpe da inseguire, solo cavalieri, cavalli e segugi che si muoveranno nella splendida cornice di Villa Gallici Deciani. La pratica, che ha abbandonato il carattere venatorio, viene normalmente associata all'ambiente aristocratico inglese, invece non è così, non solo perché da attività d'élite si è trasformata in disciplina accessibile a tutti, ma anche per il fatto che in Friuli è stata introdotta già alla fine dell'Ottocento. Fu il nobile Roberto Kechler a portare qui dall'Inghilterra la prima muta di segugi, racconta Giorgio Bon, presidente del Circolo Ippico di Palmanova, organizzatore dell'iniziativa. Oggi in Italia prosegue. Oltre a noi c'è solo un'altra società milanese che possiede i cani per questa disciplina. L'iniziativa di domenica prenderà il via alle 10:30. I cavalieri si presenteranno con il loro caratteristico dress code. Parteciperanno cavalli e cavalieri, nonché una muta di cani di razza English Foxhound, unica nel suo genere in Italia, addestrata al richiamo del tipico corno inglese. Proprio al suono di questo strumento inizierà la galoppata a Cassacco. Sono i segugi, spiega Giorgio Bon, a condurre cavalieri ed amazzoni all'inseguimento in percorsi di caccia appositamente studiati. A seconda del territorio si possono coprire distanze fino a 25 km e le battute durano mediamente tra le 2 ore e mezza e le 4 ore. Come detto, non c'è nessuna volpe, si utilizza un pupazzo di paglia che viene trascinato da un cavaliere e che rilascia nel terreno delle tracce.
che i segugi seguiranno lungo un tracciato che imita quello di un'ipotetica preda. Domenica il percorso si snoderà nella splendida zona morenica che circonda la villa. Il vero obiettivo dell'iniziativa, spiega Giorgio Bon, è quello di promuovere e valorizzare la natura, il territorio e la sua storia. Un'imperdibile occasione, conclude, per un tuffo nelle tradizioni tra le bellezze del Friuli. Nuova illuminazione pubblica per il comune di Ronchis grazie a fondi del Ministero per lo Sviluppo Economico. Completo rifacimento di tutti i punti luce del paese grazie a 5 lotti funzionali, tutti finanziati dal Ministero per lo Sviluppo Economico. L'intervento riguarda il comune di Ronchis, dove in questo periodo dell'anno sono ormai quasi del tutto concluse le opere relative a Corso San Valentino a Fraforeano. Il cantiere si sviluppa in più tranche, spiega il sindaco Manfredi Michelutto. Permetterà di riuscire a risparmiare notevolmente sotto il profilo energetico perché tutti i punti luce obsoleti saranno sostituiti con lampade a LED. Sono stati sostituiti anche numerosi pali ormai danneggiati. L'intervento che sta per terminare ha richiesto uno sforzo economico di 100.000 euro. Fa seguito a 2 precedenti interventi da 50.000 euro ciascuno che hanno riguardato altre 2 zone del paese e cui seguiranno altri 2 lotti per un totale di 180 punti luce su tutto il territorio comunale. Le nuove strutture installate miglioreranno infine anche l'estetica di Ronchis poiché si tratta di luci d'arredo. Questa mattina è stata festeggiata a Codroipo la donna più anziana del paese. Si tratta di Aurora Bortolussi che ha raggiunto l'età di 107 anni, madre di 3 figli, nonna e bisnonna di molti nipoti e pronipoti. Aurora, originaria di Roveredo di Varmo e vedova di Ercole Bosa, è nata il 5 novembre del 1914, ben prima dell'ingresso in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale. Domenica l'Udinese riceve allo Stadio Friuli il Sassuolo e cerca una vittoria che manca da ben 8 turni. È un record negativo per i bianconeri in Serie A condiviso con il Genoa. Sono le 2 squadre appunto che aspettano da più tempo di ritrovare l'appuntamento con i 3 punti. Ne parliamo tra poco a Sport FVG, spazio anche al basket e alla staffetta Teleton che torna in modalità mista. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata, arrivederci.